Sono 39 in tutto le ordinanze di fermo, di cui 27 in carcere, eseguite questa mattina dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza su mandato della Procura della Repubblica e del Tribunale di Paola. Nell'ambito dell'operazione chiamata Coffee Break, i finanzieri hanno accertato truffe per un totale di 40 milioni di euro attraverso false fatturazioni da parte di un'organizzazione operante nel comprensorio tirrenico cosentino e con collegamenti in diverse regioni dedita all'usura, alla frode e al riciclaggio di denaro. Tra i destinatari personaggi definiti insospettabili, tra cui 2 consiglieri comunali, un ufficiale giudiziario, un sottufficiale della Guardia di Finanza e imprenditori. Secondo le indagini, gli indagati prestavano a tassi usurai i guadagni di altre attività illecite che fruttavano come servizi di consulenza attraverso società fittizie. Società nate e costituite esclusivamente per emettere falsa fatturazione e che non avevano alcuna attività effettiva che veniva svolta sotto la denominazione sociale. Quindi proprio perché le operazioni sono ancora in corso non possiamo fornire altri dettagli né di tipo nominativo o di altro genere. Tra le città interessate Napoli, Rimini, Pescara, Forlì, Ascoli Piceno, Pavia, Ravenna e la Repubblica di San Marino.